Ciao Bondi, oggi siamo nella zona di Passo di Montecroce Carnico, è il 20 novembre, praticamente sembra che sia il 20 ottobre o addirittura il 20 settembre, c'è un'inversione termica pazzesca, neve zero, solo un po' sui versanti a nord, circa 2000 metri, quindi maniche corte e pantaloni estivi a novembre. Forse cambia qualcosa la prossima settimana, speriamo. Oggi siamo qui nella zona di Montecroce, Palpiccolo precisamente. Andiamo a farci un giro in quello che ritengo sia uno dei più bei musei all'aperto sulla prima guerra mondiale qui in regione, per appunto il piccolo altopiano del Palpiccolo, dove ci sono trincee sia italiane che austro-ungariche, e in particolare, soprattutto per il ritorno, poi andremo a fare un sentiero relativamente nuovo, inaugurato da un paio di anni, che è il sentiero delle portatrici carniche. Approfitterò per raccontarti un paio di cose sulle portatrici carniche, quindi se non sai chi sono e soprattutto se sei interessato, ti invito a seguire il video fino alla fine. Prima di raccontarti chi erano le portatrici carniche bisogna fare un piccolo preambolo. La zona carnica durante la prima guerra mondiale era molto importante perché tra Sesto e Pontebba l'unico valico transitabile da mezzi pesanti e dall'artiglieria era il passo di Montecroce. Quindi uno degli obiettivi principali dell'esercito italiano era quello di mantenere, tra virgolette, chiuso il passo di Montecroce al fine di evitare che gli austro-ungarici potessero invadere la valle del But. Quindi per mantenere il controllo della zona vennero spediti nell'Alta Carnia 31 battaglioni e quindi circa 12.000 uomini che erano praticamente di distanza tra il Monte Peralba sopra Sappada fino al Monte Canin sulle Alpi Giulie. Questo gran numero di soldati era stato reclutato sia dalle valli qui intorno della Carnia, ma c'erano interi battaglioni che arrivavano da un po' tutta Italia. C'era anche un battaglione di Sassari, ad esempio, e altri anche del sud Italia, tra cui c'erano dei ragazzi che praticamente vedevano per la prima volta le montagne e la neve. Fronte Carnico è stato occupato dopo l'ingresso dell'Italia in guerra. Prima, nel 14, queste montagne non venivano presidiate, gli austro-ungarici avevano già iniziato a fortificare il Palpiccolo, mentre gli italiani avevano reso inagibili i sentieri e le mulattiere che dal fondovalle portavano qui sopra sul Palpiccolo. Poi già il 25 maggio, giorno dopo l'ingresso dell'Italia in guerra, già iniziano le prime schermaglie che andranno avanti praticamente per tutto il 15. Qui le battaglie più grosse si svolgono nel primo anno di guerra, quando gli italiani e gli austro-ungarici cercano di guadagnare man mano le posizioni nemiche. Ci saranno diversi scambi, cioè praticamente si rubavano tra di loro le trincee con assalti assurdi in cui c'erano un sacco di morti e feriti, però la guerra qui era così. Attacchi, artiglieria, arma bianca, per cercare di conquistare le posizioni del nemico. Poi dopo l'inverno del 15 la situazione un po' si stabilizza, si iniziano a fortificare meglio le trincee e poi praticamente le posizioni restano immutate fino alla disfatta di Caporetto.
Quindi abbiamo un sacco di uomini al fronte, dove devono stare assolutamente al fronte per controllare che gli austro-ungarici non sfondino. In valle sono rimasti solamente i bambini, le donne e gli anziani. Ad appena un mese di guerra ci si rende conto che c'è un problema. Iniziano a mancare i rifornimenti. I soldati sono impegnati sul fronte, non possono fare altro. Mancano sentieri, mancano mulattiere e la montagna è molto aspra. È difficile aprire nuove strade, non si possono fare nuove teleferiche. Quindi cosa si fa? L'unica soluzione possibile era chiedere alla popolazione di aiutare i soldati per portare non solo viveri ma anche munizioni e materiali da costruzione per migliorare le trincee e le baracche. Quindi una domenica di giugno un caporale di stanza qui sul Palpiccolo prende la via del paese, scende a Timau, entra in chiesa dove si sta svolgendo la messa, va dal parroco e a fine messa fa l'annuncio, ovvero che la popolazione è invitata ad aiutare i soldati trasportando i materiali in quota. Come però ti ho detto, la popolazione era formata da bambini e anziani che non potevano svolgere questo compito. Chi restava? Le donne. Queste quasi da subito accettarono e quindi si presero l'onere di portare i rifornimenti in quota. Ogni mattina le donne si svegliavano all'alba, si recavano da Timau o comunque dai paesi qui limitrofi, andavano a Paluzza dove c'era il magazzino, diciamo, mettevano sulle spalle delle gerle fatte di vimini intrecciati con gli spallacci di cuoio, per cui si recavano a Paluzza, prendevano il carico, avevano ciascuna di queste che aderiva alla chiamata, aveva un braccialetto di colore rosso con stampato il numero del battaglione che doveva servire. Venivano caricate queste gerle, circa 30 kg, che potevano contenere di tutto, dal materiale esplosivo, e quindi le donne portavano anche una bandierina rossa, o materiale medico, per cui avevano una croce rossa su sfondo bianco, oppure vestiti, materiale da costruzione, cibo. Intraprendevano un percorso circa 1 migliaio di metri di dislivello che le portava dal fondovalle fino alle linee del fronte o alle seconde linee. Qui scaricavano il materiale, poi riprendevano la via della valle che di solito raggiungevano nel primo pomeriggio, e qui finalmente potevano riposarsi. Non è vero, una volta arrivate in valle dovevano svolgere tutte le altre faccende, come sfalcio dei prati, accudire gli animali, vedere dei bambini, accudire i vecchi, sistemare la casa, preparare quel poco che c'era da mangiare. Questo praticamente quasi ogni giorno, se non ogni giorno.
guerra in tutta la Carnia ci furono circa 1500 portatrici carniche, l'età andava dai 15-16 anni fino ai 60 anni. Venivano pagate per i viaggi che facevano, alle portatrici veniva data 1 lira e 50 centesimi per ciascun viaggio portato a termine. In più avevano alcuni benefit come la colazione a Paluzza prima di partire e il pranzo una volta che arrivavano sul fronte. Le donne scalavano queste montagne con i loro abiti tipici, per cui avevano la gonna e ai piedi utilizzavano gli scarpez, che sono le scarpette tipiche della Carnia. Praticamente hanno una suola formata da diversi strati di panni cuciti insieme e poi la parte superiore, diciamo, era formata da un tessuto di velluto su cui venivano ricamati dei fiori o dei motivi particolari. Le portatrici carniche operarono su queste montagne per 2 anni, quindi 15 e 16 e nel 17 fino alla disfatta di Caporetto. Durante il periodo diverse restarono ferite, sia per infortuni ma anche a causa dell'esercito austro-ungarico. Ci fu una morte, Maria Plotzner-Mentil, fu l'unica portatrice carnica che morì a seguito di un cecchino austro-ungarico, mentre una compagna che era con lei rimase ferita ma si salvò. A Maria Plotzner è stata assegnata la croce al valor militare. Il riconoscimento poi a tutte le altre portatrici carniche si ebbe solamente nel 97, mi pare, quando venne riconosciuto il loro ruolo fondamentale durante la guerra. Venne assegnata a tutte la croce al valor militare e ci fu una cerimonia sotto Timau dove Pierluigi Scalfaro consegnò, l'ex presidente della Repubblica, consegnò la croce a 3 portatrici che erano ancora in vita nel 97. La storia delle portatrici carniche è particolarmente unica e di grande generosità e sacrificio. Se conosci qualche storia simile, raccontacela nei commenti sotto. Siamo molto curiosi, ci siamo chiesti se magari su altri fronti ci fossero fatti simili. Tra l'altro questo giro oggi è stato ispirato anche dal romanzo di Ilaria Tuti che si intitola Fiore di roccia. E lo abbiamo letto io e Rambler e ci è piaciuto molto, quindi ti invitiamo a leggere i suoi romanzi. È una scrittrice friulana molto brava, di grande talento, e ha scritto anche altri romanzi ambientati in Friuli, uno in particolare in Varresia che mi è piaciuto molto e quindi link in descrizione. Bene, dopo il consiglio di lettura da parte di Nicla siamo giunti di nuovo al passo di Monte Croce. Abbiamo fatto quindi una parte dell'anello delle portatrici carniche. In realtà quello partirebbe dal tornante del passo un po' più in basso e farebbe insomma un anellino in quota. Noi siamo partiti dal passo di Monte Croce e abbiamo fatto un pezzo della salita classica al Pal Piccolo e poi per la discesa abbiamo preso una parte del sentiero delle portatrici carniche. Vi lascio sotto in descrizione tutti i link ai vari giri che si possono fare qui in zona. Indicativamente il sentiero è semplice, c'è qualche tratto esposto, ho visto che hanno attrezzato alcuni pezzi con cavetto, quindi è un giro facile, è molto bello da fare anche e soprattutto con i bambini perché si passano attraverso chilometri di trincee. Noi non abbiamo girato più di tanto, ma ci sono anche dei piccoli anelli che si possono fare tra le varie trincee e ti consiglio anche di portare una torcia perché si può entrare in delle gallerie, si può fare un po' di esplorazione e io mi sono divertito come un matto, quindi immagino che un bambino si divertirà ancora di più. Quindi adesso noi siamo arrivati, ci beviamo una cochina o una birretta, visto che, come ti dicevo prima, siamo in maniche corte al 20 di novembre, spero anche arrivi la neve, dai.
Per cui dai, ti ricordo ancora una volta sotto in descrizione, trovi un po' di tutto sul giro e ti ringrazio per avermi seguito e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, a presto! Ciao!